Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci soffermeremo su un'opera affascinante, il trittico di Marco Doggiano, che rappresenta la Madonna e il Bambino con San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista. Questo trittico, dalle dimensioni imponenti, proviene dalla chiesa milanese di San Sepolcro, dove giunse nella seconda metà del Settecento, dopo la distruzione della sua sede originaria, la chiesa di San Mattia la Moneta, che sorgeva nella zona di Piazza Cordusio. Le figure principali, la Madonna col Bambino, San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista, sono inserite in un portico all'aperto, che richiama immediatamente alla mente la meravigliosa sacrestia affrescata dal Bergognone in Santa Maria della Passione. Ma cosa rende quest'opera così particolare? Cominciamo dalla Vergine Maria, al centro della scena. Se guardiamo con attenzione il piedistallo su cui è seduta, noteremo qualcosa di straordinario. È decorato da un piccolo trittico monocromo che racconta 3 episodi biblici legati al peccato originale. A sinistra vediamo Adamo, al centro la cacciata di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden e a destra Eva che coglie il frutto dell'albero al centro del paradiso. Questa scelta iconografica non è affatto casuale. Il collegamento tra Adamo ed Eva e la figura di Maria e Gesù è fondamentale nella teologia cristiana. Secondo l'interpretazione di San Paolo nella sua lettera ai Romani, Gesù e Maria sono visti come il nuovo Adamo e la nuova Eva. Se il peccato di Adamo ha portato alla condanna dell'umanità, l'opera di giustizia di Gesù ha portato alla salvezza e alla giustificazione per tutti. In altre parole, la presenza di questi riferimenti sottolinea il ruolo di Maria e Gesù come coloro che redimono l'umanità dal peccato originale. Accanto alla Madonna troviamo 2 figure cruciali del Nuovo Testamento. Alla sua destra San Giovanni Evangelista, autore del 4° Vangelo, è raffigurato come un giovane con uno sguardo intenso e contemplativo. Alla sinistra della Vergine, invece, troviamo San Giovanni Battista, il precursore di Cristo, riconoscibile per i suoi abiti semplici e per l'aura di spiritualità che lo circonda. Il trittico si distingue anche per la delicatezza dei colori e per la maestria con cui Marco Doggiano, allievo di Leonardo da Vinci, ha saputo fondere elementi di profondità spirituale con dettagli di grande precisione artistica. La struttura del portico, con la sua apertura verso l'esterno, crea un senso di spazialità e invita l'osservatore a riflettere sulla dimensione trascendente del dipinto. Quest'opera ci parla di redenzione e di speranza, ma anche della continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento. La nuova vita che Gesù porta al mondo è rappresentata in modo simbolico attraverso la figura di Maria, che diventa la nuova Eva, madre di una nuova umanità. Vi invito a visitare la Pinacoteca Ambrosiana per ammirare da vicino questa straordinaria opera e scoprire i dettagli che la rendono unica, dalle piccole scene del piedistallo fino alle imponenti figure dei santi che affiancano la Vergine. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.